Adesso vediamo il suo classico, classicissimo, che è il più classico dello secondo. Arriva una truppa che è un dubbio non si fa proprio la classica. Ecco per voi arriva Treno. Quando
Adesso invece andiamo a tempo di Foxtrot, io vediamo dietro le chiavi, e questo è un pezzo di Renato Caruso italiano, tuffo, americano. Tutto a posto? Tutto a posto, siamo già in onda. Ah sì, no, no, scherzi, vado a vedere nell'occhio.
Allora, adesso vi ricordiamo, sempre più o meno in quegli anni c'era una trasmissione televisiva che aveva una sigla che faceva più o meno così. Il pezzo era messo sempre e si chiama Aria Casa Mia. No, si incazza. Io sto bene. No, per quello, perché non ho visto che fare, ho visto Si vede meglio rispetto all'altro. Abbiamo fatto il miracolo. Digli che stia sereno. Abbiamo fatto il miracolo. Che stia sereno. Vanno tranquillizzati. È stato ritrovato questo borsellino, è stato ritrovato anche questo borsellino, noi facciamo uno spazio, una sfilata di moda, un
Rossellino, direi quasi richiamato mano, o quasi insomma, lo appendo qua, ecco, all'orchestra. Ci risentiamo tra poco, continueremo con un po' di ballo di gruppo, eccetera, eccetera. Shine of thousands of spots. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Will never be enough. Towers of gold seem to me. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough. Grazie. Grazie. Grazie a Dania. Signore e signori, gentile pubblico, buonasera a tutti. Grazie di essere qui a condividere con noi questa emozionante serata. Dania Lascialfari, con la sua meravigliosa voce, ci introduce nello splendido percorso che faremo insieme nelle tendenze moda autunno-inverno presentate dal negozio Tip and Tap di Feletto Umberto. Vi chiedo già un applauso di incoraggiamento a tutte le ragazze che sono dietro, che stasera ci faranno da modelle. Come inizio, come primo blocco di uscita, vedremo l'uscita blu casual jeans. E iniziamo la sfilata presentandovi il tessuto che va maggiormente anche quest'anno.
molto confortevole che ricorda molto il jersey. Completi asimmetrici con spolverini cernierati e pantaloni harem o cavallo morbido. Maglie e maglioni a righe. Il bianco e il beige, usato anche d'inverno, viene abbinato al colore. In questo caso fucsia e ciclamino. Il jeans oramai è un must nel nostro armadio, si porta sempre e con tutto. Viene abbinato a camicie con trasparenza e pizzi, portate con un simpatico nodo sul davanti o semplicemente far furlare un grop. Sono giacche senza forma, a scatoletta, sempre in punto Milano. Se volete fare un applauso sempre di incoraggiamento a queste bravissime ragazze. Il blu è un colore inserito nella moda tendenza di quest'autunno. Pantaloni elasticizzati con dettaglio pazza sono arricchiti da fiocchi che creano movimento. Le camicie con nodo fanno ritorno al passato, sono in raso, seta o viscosa e vanno legate in vita. Le t-shirt e maglie a riga abbinate sotto le camicie creano luminosità. Capi spalla double face con tasche in eco di montone di forte impatto dei colori accesi come fucsia, celeste e ciclamino. Ecco, queste ragazze vanno sempre incoraggiate con degli applausi che fanno da modelle per voi stasera. Ancora gonne lunghe in tulle che evocano il romanticismo e la femminilità, abbinate a camicie in fantasia e maxi maglie. Gonne in tulle lisce o con balze in vari colori, in questo caso in blu abbinata ad un maglioncino a righe blu e azzurro. Per completare l'outfit un eco montone azzurro dal taglio oversize. Completi in punto Milano, proposti in ogni forma. Il pantalone cagatò, cavallo basso con camicia fantasia sul blu e bianco. Giacca con collo alla coreana, forma scatoletta con ampia tasca sul davanti. Per una donna che vuole un abbigliamento sportivo casual, jeans abbinato a cardigan morbidosi mille righe, proposti in tantissimi colori. In particolare dell'outfit è questa giacca gilet con doppio materiale, jeans e piumino che rendono il completo molto grintoso. Completo punto Milano con pantalone morbido arricchito in vita con 2 bottoni, polverino ampio con collo sciallato e tasche in evidenza, camicia chiara in raso che dà luminosità. Il completo è taglia unica, permette di vestire anche la donna più morbidosa che non veste solo la taglia 42.
tutti gli outfit sono abbinate le calzature di Tip and Tap, sneakers, tronchetti, anfibi, completano e rendono gli outfit più vintosi e di carattere. Tip and Tap, calzature di qualità artigianali interamente realizzate in pelle. Riusciamo a soddisfare anche chi porta il numero 42. Tip and Tap anche per le collane, le spille e tutti gli accessori moda che completano questi outfit che vedrete stasera. Le acconciature, trucco e parrucco sono stati offerti dal Salone Nuovo Stile di Mauro Stefania del Morena, che meritano un applauso perché ha lavorato tutto il pomeriggio sulle modelle. Una poesia ora di Emily Dickinson per addentrarci nella prossima uscita che vedrete fra poco. Sono più miti le mattine e più scure diventano le noci. Le bacche hanno un viso più rotondo. La rosa non è più nella città. L'acero indossa una sciarpa più gaia. La campagna una gonna scarlatta. Ed anch'io, per non essere antiquata, mi metterò un gioiello. Attendiamo l'arrivo della prossima stagione, esaltando, come fa Emily Dickinson in questi versi, i lati positivi, le novità, i colori, le sfumature e coccolandoci un po'. Il tutto grazie al negozio Tip and Tap calzatura abbigliamento di Piazza Libertà Feletto Umberto, dove la titolare Barbara ha creato un total look di abbigliamento e di calzature per sole donne. Tip and Tap è a Feletto Umberto dal 2011 perché prima il negozio era a Citafiera. Poi la titolare Barbara ha pensato di cercarsi un'oasi più esclusiva e ha aperto un negozio in piazza appunto a Feletto. Da quando c'è stato il lockdown si è messa a fare le vendite online e ha tantissime vende in tutta Italia e anche fuori all'estero e ha tantissime visualizzazioni nelle dirette, nei prodotti che mette, nelle foto, nei video. Ha anche 1500-2000 visualizzazioni, un portento. Questa vendita online è diventata veramente forte. Mentre aspettiamo che dovrebbero essere quasi pronte le ragazze della seconda uscita, in cui vedrete i colori della terra e della vendemmia. Vi ricordo che le ragazze che vedrete questa sera non sono, come ho detto, modelle professioniste, ma sono delle ragazze che vengono per simpatia, per passione, che aspettano ogni anno questo momento della sagra di Reana per diventare modelle per una sera. Modelle che, come vi ho detto, sono state truccate e acconciate dal Salone Nuovo Stile di Mauro Stefania del Morena. Adesso aspettiamo la seconda uscita delle ragazze sui colori della terra e della vendemmia. Mosto, biscotto, cacao e ciclamino sono i colori tendenza di questo inverno e di questa uscita. Il vestito in maglia e tulle è formato da un corpetto a canotta con l'accento sulle spalle e gonna balze color biscotto. È impreziosito da un golfino corto color ciclamino con chiusura davanti con 2 bottoncini. Punto Milano con 2 bottoni in vita, arricchito da una camicia di viscosa e seta in fantasia, sul beige, marrone e ciclamino. Abbinando la giacca in ecodaino con il taglio a scatoletta, rendiamo l'outfit casual chic. Il pantalone color cacao è arricchito da una patta e da un fiocco sul fianco,
Ha una linea morbida, elastico in vita, che rende una maggiore vestibilità. Viene abbinata a un sottogiacca in lurex. La giacca abbinata sopra è dello stesso colore in punto Milano. Ha una linea simmetrica con una chiusura laterale. I coprispalla proposti come inizio stagione sono in ecodaino, con punte forma simmetriche. Vestito camel con scolatura giro canotta, portato con sottogonna in tulle marrone. Il particolare dell'abito è la chiusura a calzone con l'accento alla caviglia su un lato. Spolverino in ecodaino in color testa di moro per completare questo outfit. Un applauso alle prossime modelle che usciranno, quelle che sono appena entrate. Casual sportivo, jeans, particolare con applicazioni e inserti in tessuto scozzese e velluto sui toni del marrone che richiamano la giacca punto Milano, asimmetrica con chiusura laterale. La camicia sotto in viscosa seta e in un tessuto impalpabile, in una fantasia sul blu, beige e cacao, che abbellisce l'intero outfit. Colori che ricordano la vendemmia, biscotto, camel, oro, viola e bordeaux. Pantalone in punto Milano, forma morbida e confortevole con grembiulino e 3 bottoncini. Giacca scatoletta floreale chiusa da un solo bottone sul collo alla coreana. La maglia lurex oro dà molta luminosità al completo. Se si vuole richiamare i colori, un golfino appoggiato sulle spalle rifinisce l'outfit. Colori della terra, marrone biscotto, abbinati allo stile animalier. Vestono le donne che amano osare ed esprimersi fuori dagli schemi. Pantalone con 2 bottoni in punto Milano, taglia unica, comodo, come elastico in vita. Camicia poncio animalier con canotta in raso, maculata beige, che dà luminosità. Giacca spolverino, collo sciallato con 3 bottoni e tasche in evidenza con pens. A tutti questi outfit sono abbinate le nostre calzature. Sneakers, tronchetti, anfibi completano e rendono gli outfit più grintosi e di carattere. Tip and tap, calzature di qualità, artigianali, interamente realizzate in pelle, che riescono a soddisfare chi porta il numero 42. Anche, ce n'è di tutti i gusti. Tip and tap anche per collane, spille, tutti gli accessori moda, che completano tutti gli outfit presentati che vedrete stasera, e oltre che alle acconciature del Salone Nuovo Stile di Mauro Stefania. Adesso chiamo sul palco di nuovo Dania, la Scialfari, a cui chiedo un applauso. Dania è la vincitrice del Trampolino 2022 con il brano che ascolterete fra poco, All by Myself, nella versione di Céline Dion. Dania ha 16 anni, ha frequentato la seconda superiore ad indirizzo professionale e fin dall'età di 4 anni, con la sua voce, raccoglie emozioni e grandi soddisfazioni, ottenendo vari premi in diversi concorsi canori, in Friuli, ma non solo, Lazio ed Emilia Romagna. Ecco a voi di nuovo la voce di Dania La Scialfari. When I was young, I never needed anyone.
just for fun. Those days are gone. Oh, by myself, don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure. I love so distant and obscure. Remains the cure. Oh, by myself, don't wanna be all by myself anymore. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Grazie. Grazie. Bravissima Dania, domani sera la potrete risentire come ospite al Trampolino alle 6:30, che è un nostro concorso canoro all'interno di questa sagra. Dania, come vincitrice dello scorso anno, sarà ospite domani sera per chi vuole risentirla. Bravissima comunque. Passiamo alla terza uscita delle nostre ragazze, che riguarda borse e accessori, perché Tip & Tap propone anche articoli di pelletteria, borse in pelle, copelle, bigiotteria, accessori moda che fanno tendenza. Stasera adesso ne vedrete delle belle. Pashmine, foulard, spille, tracolle per borsa, portafogli, tutto quello che riguarda il total look di una donna. Un total look curato con grande attenzione in ogni particolare. Gli accessori si sa che nella moda sono molto importanti, fondamentali, perché a volte i piccoli particolari fanno la differenza e non dovrebbero mai mancare nel guardaroba di una donna. Pertanto andate pure da Tip & Tap e vi potrete sbizzarrire con borse in pelle, copelle, bigiotteria, accessori, foulard, pashmine, spille, tracolle per borsa, tutto quello che serve al look di una donna.
La titolare Barbara Terenzani del negozio Tip and Tap si è specializzata, oltre che in total look di abbigliamento, anche in accessori, negozio per sole donne. Come vedete, Barbara ha scelto anche gli accessori stasera, tutti in tema, con la nostra sfilata Cosa mi metto? Tendenze, accessori, moda per la stagione autunno-inverno 2023-2024. Vediamo se arrivano altri accessori che io da qua non riesco a vedere. E vi ricordo che se andate nella pagina Facebook di Tip and Tap potrete vedere i video che Barbara realizza e le sue collaboratrici del negozio giornalmente, oltre che dirette settimanali, e potete anche mettere un like Facebook e anche su Instagram. Io ringrazio intanto i fotografi di questa serata, che sono Luciano e Danilo, e il videomaker Marco, che sta filmando la sfilata in diretta su streaming, la potrete anche rivedere. Ecco che arrivano altri accessori, eccoli qua. Vi dicevo che gli accessori sono proprio fondamentali nella moda, perché i piccoli particolari fanno la differenza, e anche sono importanti perché valorizzano qualsiasi stile, sia elegante che sportivo, come trovate da Tip and Tap. Siate generosi negli applausi a queste ragazze che per una sera accettano di fare da modelle e di presentare queste nuove collezioni autunno-inverno di Tip and Tap, negozio a Peletto Umberto di Barbara Terenzani, specializzato in un total look per la donna, abbigliamento, accessori, calzature per tutte le taglie e come calzature fino alla numero 42. Guardate che begli accessori, belle borse, articoli di pelletteria che potrete andare a vedere con i vostri occhi nel negozio Tip and Tap di Peletto Umberto. Borse in pelle, copelle, accessori. Solo che adesso il bello della diretta è che non so se sono finiti o se ce ne sono ancora. Allora, intanto che attendiamo, se escono ancora accessori, vi preparo per la quarta uscita di dopo. Le modelle avranno un cambio di colori. I colori sono molto... E il colore sempre attuale è il nero, naturalmente, che è un classico intramontabile. Il bianco, che è un simbolo di eleganza e leggerezza. Il biscotto,
colore neutro che si abbina facilmente ad altri colori, il marrone che richiama la terra e la natura, il ciclamino per raggiungere un tocco di vivacità al guardaroba invernale, il grigio, colore neutro, fra i più amati dell'autunno-inverno 2023-2024. Intanto che aspettiamo le ragazze che escano, vi torno a ricordare di visitare la pagina di Tip and Tap su Facebook e su Instagram. Ne vedrete delle belle perché Barbara mette su ogni giorno nuovi spunti, nuove idee di moda. Ecco l'uscita nero, bianco e grigio. Il nostro modo di vestire la donna è con forme morbide e confortevoli. Come nuovo colore abbiamo inserito il grigio perla, abbinato alla gonna tulle a balze con maglioncino 1000 righe e panna grigio. Cappottone morbido in maglia, effetto pelliccia, dal taglio oversize. La moda quest'anno propone un look dall'effetto sbarazzino e dalle forme squadrate a scatoletta. Completo giacca e pantalone in tessuto taffa color grigio sfumato dall'effetto mattonella. Camicia in seta grigio perla per dare luminosità e un cardigan 1000 righe di contrasto da portare sulle spalle. La giacca scozzese asimmetrica con punte alla chiusura a un bottone è il capo più originale dell'outfit, portato con un pantalone patta color grigio e una t-shirt asimmetrica con tasche e 3 bottoni. Diventa un completo veramente particolare e molto estroso. Andiamo avanti con questo blocco di uscite, sempre nero, bianco e grigio, dove vediamo queste appunto tendenze dell'autunno-inverno 2023-2024. C'è il ritorno del gilet. Noi lo proponiamo in versione oversize, lungo, asimmetrico, da portare quasi come un vestito, con una camicia bianca sotto e un pantalone optical bianco-nero per fare un certo contrasto. Come vedete, tutti gli outfit sono presentati assieme agli accessori e soprattutto assieme alle calzature comode che arrivano fino al numero 42. Le righe non possono non entrare a far parte del nostro armadio, sono proposte ovunque, orizzontali e verticali. E come la banda Bassotti vi proponiamo questo completo: il pantalone a palazzo con la maglia a scatoletta, il tutto in tessuto di maglina, una giacca con cappuccio in punto Milano bianco con bottoni neri di contrasto. Per concludere un completo tailleur in tessuto molto elasticizzato, la giacca nera molto particolare con 4 bottoni e tasche
esposte da un taglio inusuale. Il pantalone è dello stesso tessuto, ha una forma molto abbassato, con cavallo alla turca, arricchito sulla patta da ben 8 bottoni, portato con una camicia poncho, zebrata in bianco e nero. Diventa un completo di 3 pezzi molto originale, adatto per le donne con personalità. A tutti gli outfit sono abbinate le calzature, sneakers, tronchetti anfibi che completano e rendono gli outfit più grintosi e di carattere. Tip and tap, calzature di qualità artigianali interamente realizzate in pelle. Riusciamo a soddisfare anche chi porta il numero 42, tip and tap anche per collane, spille, tutti gli accessori moda che completano questi outfit presentati. E ora ci prepariamo a un'ultima uscita e ci sarà una bella sorpresa, perché voi vedrete uscire la titolare del negozio Tip and Tap, Barbara Terenzani, per farci vedere che non solo veste tutte le taglie, ma veste anche le donne di tutte le età. E stasera ha voluto portarci Io gioco in casa, perché questa è la mia mamma. Voleva anche fare un discorso, ma non le do il microfono. Allora io ho accettato quando Barbara ha invitato la mia mamma a fare la sfilata, perché è un esempio di come si deve invecchiare. Classe 1934. Questa è stata una vera sorpresa. Una vera sorpresa, un'idea che è venuta a Barbara, la mia mamma ha accettato subito ed è stato, io ho detto sì, vieni perché sei l'esempio di come, salute permettendo, si dovrebbe invecchiare. Vediamo che la mia mamma voleva fare un saluto. No, saluto a tutte quelle persone che sono anziane come me. Non mollate la grinta, mai. Ecco, adesso chiamo di nuovo tutte le ragazze che hanno sfilato stasera, le modelle, che sono, le chiamo a caso: Elisa, Michela, Giulia, Stefania, un'altra Giulia e Sara. Eccole qua, un bel applauso, sono state bravissime. E poi allora la Barbara Terenzani del negozio di Petap, la modella più datata, e poi volevo chiamare la Stefania del negozio Nuovo Stile, che ha pettinato e truccato assieme al suo staff. Ah, ecco, si è portata allo staff. Grazie di cuore a tutte, siete state bravissime. E poi volevo fare dei ringraziamenti, i soliti ringraziamenti, ma sono importantissimi, al comitato festeggiamenti, alla parrocchia di Reana, ai tecnici delle luci audio, al DJ Mario Castelletto, grazie di cuore, fotografi Danilo, Luciano, videomaker Marco, montatori della passerella che sono qui 3-4 ore ogni sabato mattina a montare la passerella, Fioreria Floor Garden di Reana del Royale per gli addobbi del palco, Salone Nuovo Stile di Mauro Stefania, tutte le modelle, Barbara del negozio Tip and Tap, che ha creduto nella nostra proposta di venire a fare questa sfilata, e penso che sia stata veramente contenta a vedere tutta questa gente qui apposta venuta. Grazie. Chiamo Francesca, la collaboratrice, in rappresentanza del negozio Tip and Tap, che è dietro le quinte. Barbara è andata a prendere Francesca. Io mi auguro che la serata sia stata di vostro gradimento. Vi ringrazio per aver partecipato.
partecipato, per essere stati un pubblico attento, caloroso, ricco di applausi. Siete stati veramente bravi. I fotografi li ho già ringraziati. Ecco, Francesca, la collaboratrice di Barbara del negozio Tip and Tap. Se tutto questo che avete visto stasera è stato merito di Barbara e delle sue collaboratrici, è stato un piacere collaborare con loro. Le ringrazio di cuore da parte di tutti noi del Comitato Festeggiamenti di Reana e a voi do appuntamento ai prossimi giorni per continuare con il nostro programma. Vi invito a vedere le mostre varie di cartoccio, di pittura che sono adiacenti nella ex scuola di Reana e a partecipare a tutte le attività che saranno in programma e che potrete leggere, che vedrete qui in questo magnifico parco della Cinta. Grazie a tutti e un arrivederci alla sfilata del 2024, ci saremo sempre! Partiamo da zero, scappiamo in nevada buttandoci giù dall'aereo. Le dune come cuscini, pianeti lontani restiamo vicini. A casa tua poi si sta troppo bene, tanto se chiudiamo le persiane andiamo ovunque. Potremmo scappare, non dire niente, ma cambio discorso. Lasciamoci andare, come se d'estate. Ti lasciamo il segno, e lo so, potrebbe un errore. Quanto è bello sbagliare, niente lontano che mi stressa. Non la voglio quando torno in città, tanto non mi guarda mai. Che fa, ma ci pensiamo domani. Se nasce un problema, poi ci troverai come una mano nel suo